Prego, Ministro. Grazie. Da quella parte? Da quella parte, sì. Ho dimenticato di dire che se volete potete twittare i temi che vengono toccati. L'hashtag dovrebbe essere mettiamoci in gioco, chiedo conferma, giusto? Fatelo voi, perché insomma, così. E tra l'altro se twittate qualcosa di leggibile, di non offensivo, dovrei poterle vedere anch'io da qualche parte, non so dove, penso lì forse, no? Allora, Ministro, partiamo subito dall'ultima manovra finanziaria, che è quella di 2 settimane fa, no? 13 miliardi in tutto. Qui c'è qualcosa che non capisco, perché il Sole 24 Ore continua a scrivere che il saldo tra vantaggi che avremo sull'IRPEF e svantaggi che avremo sull'IVA, più tutta la parte della retroattività sugli sgravi fiscali, è un saldo che porterà allo Stato 2 miliardi e mezzo netti in più. E da come la capisco io ci sono 2 miliardi e mezzo in più di tasse, o no? Forse bisognerebbe parlare con chi le sta scrivendo queste cose e non lei, ma 13 miliardi sono il 2013, poi a regime diventano 10, però se vogliamo guardare sul 2000, anzi sono 12, non 13, però se guardiamo agli effetti sulle famiglie, sulle nostre famiglie, noi abbiamo 3 pezzi sul 2013. Il primo è la riduzione di quel punto di IVA dal 23 al 22. 2 abbiamo le 2 aliquote IRPEF, 3 abbiamo, speriamo, la detassazione dei salari legati alla produttività. La somma di queste 3 cose fa per il 2013 circa 8.700 milioni. Sempre sulle famiglie la parte che rileva sono la modifica delle deduzioni e detrazioni, che nel 2013 vale circa 2 miliardi. Poi a regime diventa 1 miliardo e so che mi chiederà ma allora c'è la retroattività o non la retroattività, poi ne parliamo. No, c'è la retroattività. Poi ne parliamo. Detto questo, per quanto riguarda le famiglie sono nel 2013 8,7 meno 2. Questo è. Poi ci sono un altro pezzo che riguarda i mercati finanziari, tra cui il pezzo forte è la Financial Transaction Tax, che è l'imposta sulle transazioni, sulla velocità di transazioni, ma quello non riguarda il mondo delle nostre famiglie, è un'altra cosa. Quindi il conto giusto è questo. Poi se vogliamo vedere chi altro me lo riclassifica io... No, è incredibile. È bello perché neanche sulle cifre, cioè io vi devo ringraziare a questo punto della manovra che avete fatto. Avevo capito che fosse una manovra di carico fiscale, invece è una manovra che... No, questa è una manovra diciamo, è un'osservazione secondo me priva di sostanza, perché noi questa manovra, i saldi di bilancio prima di questa manovra erano già in equilibrio. Questa manovra, come la chiama lei, e la legge di stabilità, come la chiamo io, è una manovra per migliorare, secondo noi, il modo in cui il pareggio di bilancio viene raggiunto dal 2013 in poi. Noi sapevamo che senza questa manovra, e quindi se per esempio il Sole 24 Ore vuole fare questa battaglia, dice dimentichiamoci di questa legge di stabilità e la cancelliamo, i saldi non sono modificati. Quindi per quanto riguarda l'impegno rispetto all'Europa, con o senza questa legge di stabilità siamo a posto. L'obiettivo di questa manovra era, fin dall'inizio, sapevamo che dal 1 di luglio sarebbe aumentato l'anno prossimo di 6 miliardi e mezzo il peso fiscale dovuto ai 2 punti d'IVA. E quindi l'obiettivo che avevamo era: riusciamo a migliorare la composizione del modo in cui si arriva al pareggio di bilancio, e quindi riusciamo a avere meno entrate e meno spese. Questo era solo l'obiettivo. Quando abbiamo trovato il modo per trovare questi 6 miliardi e mezzo per ridurre le entrate, abbiamo fatto un'ulteriore domanda: come dobbiamo distribuirli? È il modo in cui siamo arrivati con un ragionamento economico, è il modo migliore per distribuirli, e non è ridurre di un altro punto l'IVA, ma distribuirli con l'IVA al 22 al posto che il 23,
ridurre le prime 2 aliquote IRPEF e trovare le risorse, quei 1.600 milioni che lei prima ha ricordato, per incentivare i salari di produttività. Allora, io chiaramente ho tante altre domande per lei, però abbiamo preparato, sia per lei che per il Presidente Squinzi, un clip di dichiarazioni sue, se me lo fate partire dalla regia, e poi ci rilacciamo anche al tema della... Abbiamo ridotto la possibilità per gli enti locali di avere società in house, cioè farsi servizi a casa invece di darli al mercato, perché anche questo qui impedisce la costruzione di un vero mercato efficiente. Io ritengo che sia dal punto di vista del Paese Italia abbia fatto notevoli progressi che ci sono riconosciuti dal punto di vista della riforma della nostra economia. Bisogna mettere sui deficit che si trovano, non solo quelli dichiarati, e non penso che si possa accusare questo governo di una scarsa volontà e azione per quel che riguarda il contrasto all'evasione fiscale. L'Italia e i cittadini italiani facendo questi sforzi saranno in grado di riportare la nostra economia su una traiettoria di crescita importante e che nel fare questo non c'è bisogno di ulteriori aiuti. Gli sprechi non vanno bene da nessuna parte, sia che siano fatti dall'amministrazione sia siano fatti dalla politica. Ecco, lei è d'accordo con quanto ha detto? Ma c'ho il naso così lungo, veramente? A forza di dirmi che non avete avuto le tasse, Grilli, gli crescerà un altro posto il giro, perché... No, sono d'accordo con tutto quello che ho detto nel passato, ancora non sono arrivato a una schizofrenia. No, perché da un punto di vista della politica è già qualcosa. Però, ma noi non siamo un governo politico. Allora, la domanda che volevo fare nel finale gliela faccio subito. Mi dice cosa fa dopo aprile? Ma penso che dopo aprile ci sarà ancora un pezzettino, perché bisogna aspettare la formazione del nuovo governo. Dopo giugno ritorno cittadino privato. Non fa politica? No, politica non sono, non è la mia formazione, non è la mia ambizione, non ho le qualità per fare il politico. Neanche il direttore tecnico del Tesoro? Questo l'ho già fatto, è stata un'esperienza bellissima, mi sono dimesso, per cui ce n'è già un altro che è altrettanto bravo. Va bene, quindi non farà politica? No. Neanche se ci fosse un Monti bis, no? Questa le ho detto io, in questo momento sono totalmente sincero, la politica non è né ambizione mia, né ho detto le qualità per farlo. Quindi... Ma era più difficile essere un direttore di un ministro come Tremonti o fare lei il ministro? Sono due lavori difficili, ma non per fare direttore generale del Tesoro, indipendentemente dal ministro che si ha, è molto complicato. Fare il ministro è di una complicazione molto, molto, molto pesante e sono due sfide diverse, due sfide completamente diverse. E la cosa questa è una curiosità mia, che le risulta più difficile come ministro, visto che lei è direttore generale del Tesoro, l'ha fatto per anni, e poi ha avuto un ministro come Tremonti, che naturalmente ha un carattere molto morbido e affabile, ma la cosa più difficile da ministro? Ma diciamo che a volte il dibattito politico apre a delle aree dove è molto difficile tenere il ragionamento all'interno di una razionalità, di una tecnica che come governo tecnico cerchiamo di tenere, e quindi noi non abbiamo, come ho detto, le qualità e gli strumenti forse sempre per entrare in un dibattito dove ci si perde a volte in argomenti che non sono sempre molto basati su la tecnica e sui fatti. Ecco, restando su questo, cioè sulla differenza tra l'atteggiamento di voi tecnici, anche se secondo me state diventando molto politici come tecnici, vedi quest'ultima manovra, lei teme che, o meglio, quanti margini ci sono perché in Parlamento venga modificata la legge di stabilità finanziaria? Sappiamo già che il PD e il PDL hanno detto che non sono d'accordo per esempio con la retroattività degli sgravi fiscali, e lei ha anche ipotizzato recentemente, la settimana scorsa, mai dire mai all'ipotesi che venga sterilizzato l'aumento dell'IVA, ma non si riferiva a questa legge, immagino. Cioè, che margine ha la politica in questo momento? Perché è anche vero che se voi gli portate il pacchetto prendere o lasciare è un po' svilente per il Parlamento, forse, no? No, e non penso che l'abbiamo mai fatto. Innanzitutto una bella differenza: questo non è un decreto legge, quindi non è già qualcosa che è nel sistema, è un disegno di legge ai prossimi 3 mesi di discussione parlamentare. Quindi queste sono veramente delle proposte nate però da un ragionamento profondo. Allora bisogna
mettersi d'accordo di quali sono i paletti fondamentali. I paletti fondamentali sono, come ho detto, i saldi di bilancio, il che vuol dire il bilancio in pareggio dall'anno prossimo in poi non può essere messo in discussione. Secondo, spero di avere convinto, ma se non ho convinto lo continueremo a fare, questa deve essere una manovra che riduce le tasse, non le aumenta, no? E riduce anche le spese e non le aumenta. All'interno di questo, diciamo così, cornice importantissima, poi possiamo dibattere, come ho detto, secondo noi la distribuzione di questa riduzione del carico fiscale, che è in parte sull'offerta, in parte sulla domanda, e il dibattito di prima mi sembra sia stato molto utile, è la composizione giusta. Però noi non siamo innamorati di un'idea. Noi vogliamo fare insieme il bene del Paese in questo momento, quindi se in Parlamento ci convinciamo tutti insieme che è meglio un'altra composizione, all'interno dei parametri va benissimo. Ecco, restiamo sul tema che lei citava, cioè le modifiche possibili alla legge di stabilità, perché oggi, se l'ha visto solo 24 ore, noi apriamo la prima pagina del giornale ricordando che lo Statuto del contribuente è stato violato in questi 12 anni, da quando esiste, 452 volte. Di cui nell'ultimo anno, quindi in parte anche da voi, le violazioni dello Statuto del contribuente hanno portato in cassa 1 miliardo di euro in più, e voi di fatto l'avete violato con la retroattività sulla parte della franchigia e delle detrazioni fiscali. Le chiedo, io sono d'accordissimo con Bolla, abbiamo fatto anche una battaglia su questo in radio, sulla lealtà fiscale del cittadino nei confronti dello Stato, e ha obbligo e dovere di pagare le tasse. Ma non sarebbe il caso di introdurre anche una lealtà dello Stato nei confronti del contribuente? Perché sennò... Chiedo. No, questo diciamo che è verissimo, perché se si vuole essere rispettati, essere credibili, deve valere in due direzioni. In questo caso specifico la giustificazione di essere in cattiva compagnia non è una bella giustificazione, ovviamente, no? Però anche qui noi abbiamo fatto una proposta, diciamo è molto difficile spiegare cosa vuol dire retroattività, no? In questo caso retroattività è quando si fa o si propone una riforma fiscale, deve valere anche per l'anno in corso o no? Negli ultimi 12 anni praticamente ogni volta che si è fatta una riforma fiscale è valsa anche per l'anno in corso. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che nel 2013, se questa proposta dovesse essere approvata dal Parlamento, quando si pagano le tasse nel 2013 in realtà si pagano 3 pezzi di tasse, si pagano i saldi del 2012, gli anticipi del 2014 e le imposte del 2013, cosa molto complicata. Penso che la maggior parte dei nostri cittadini quando paga le tasse nel 2013 pensa di pagare le tasse del 2013, così non è. Quindi quando si fanno questo tipo di proposte si ragiona, diciamo, in termini di cassa, no? Quindi la cassa del 2013 è quella oggetto della manovra. Poi la competenza effettivamente, se si va a guardare, si riferisce a 3 anni diversi. Però questo è in realtà una questione, come spesso è, di quantità. Questa applicazione di cassa della riforma delle deduzioni e detrazioni vale 1 miliardo in più in questo caso. Se si vuole essere, e forse può essere anche un simbolo, per la prima volta cambiamo in meglio questo tipo di atteggiamento, c'è da trovare 1 miliardo, quindi come troviamo quel miliardo in più, oppure che cosa leviamo per il 2013 di riduzioni fiscali. Questo è, anche qui non facciamo una guerra di religione su questo. Sì, adesso io sul fatto che poi è vero che le pago nel 2013 ma la retroattività è sul 2012, sa come si diceva quando si faceva, dicevano invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Le tasse si pagano. E molti ascoltatori hanno detto che più che una norma retroattiva è attiva da retro, quando l'hanno scritto in questo periodo, per cui, ma da lì ho capito benissimo che insomma alla fine pagheremo più tasse, però è innegabile che questo governo ha ottenuto, l'abbiamo visto a Bruxelles la scorsa settimana, un insieme di risultati su base internazionale che a mio avviso, abbiamo fatto anche un programma su questo, non sempre l'opinione pubblica del Paese riconosce, cioè probabilmente c'è una tale preoccupazione per la situazione corrente e presente, come diceva prima Pagnoncelli, che non si riesce a capire che oggettivamente, lo dico senza nessuna polemica, rispetto a un anno fa il Paese da un punto di vista della sostenibilità finanziaria è messo meglio, credibilità internazionale, spread e prospettive non c'è paragone. Allora, lei è reduce da Bruxelles, avete lo spread a 311 punti,
che mi sembra comunque un buon risultato visto l'andamento di quest'ultimo anno, e l'Italia ormai viene sganciata per fortuna dalla deriva, tra virgolette, iberica, spagnola, cioè ormai si è capito che la Spagna ha un suo percorso, l'Italia un altro. Le chiedo, ma ammettiamo che da qua a dicembre lo spread resti tra 2,90 e 300 punti, che le aste vadano come è andata l'asta, le 3 aste della settimana scorsa, quindi 18 miliardi avete raccolto con una vera e propria corsa giovedì, no? Mettevate all'asta 8 miliardi di BTP al 2,5% indicizzato con l'inflazione. Un grande successo. Allora, se tanto mi dà tanto, a fine dicembre lo Stato avrà più soldi rispetto a quelli che avrebbe dovuto avere, perché avete fatto dei calcoli con uno spread più alto e magari con aste più delicate. Questo vuol dire che si potranno liberare finalmente delle risorse per lo sviluppo? Diciamo che risorse per lo sviluppo, come ho detto prima, è un termine così vago che non è ovvio. Ma innanzitutto no, è vero, e mi sembra, diciamo così, non negabile che la situazione, perlomeno vista dal di fuori e penso anche dal di dentro dell'Italia, sia molto migliorata. Tra parentesi, se uno si legge Financial Times, Wall Street Journal, anche sulla legge di stabilità i commenti sono molto positivi, no? E quindi è anche strano che quando ci commentano male arriva subito sulla nostra stampa, quando ci commentano bene un po' meno. Ma dovete chiederlo ai partiti che vi aiutano, che vi supportano. E quindi l'azione del governo, compresa questa legge di stabilità, non è irrilevante, anzi mi sembra preponderante dal punto di vista del miglioramento delle condizioni della stabilità dei mercati, che è fondamentale. Ora, dire se questo miglioramento è rilevante per aprire altri spazi di bilancio, devo essere sincero, no. Noi quando abbiamo fatto il DEF, che è soltanto di 2 settimane fa, abbiamo già contato in maniera oggettiva, cioè quando noi contiamo i risparmi potenziali di interesse mettiamo le curve oggettive, forward dei mercati, non facciamo noi delle previsioni, no? Che è anche il modo che viene accettato sia dai mercati che dalla UE, e lì ci sono. Ora, mettere dentro un potenziale aumento di risorse finanziarie, ciò che forse i tassi faranno nel futuro, io lo chiedo agli imprenditori qui, no, gli imprenditori oggi intorno, vi fidereste o cosa direste al vostro CFO se vi propone, sapete cosa, allarghiamo le corde di borsa perché forse fra un anno le banche ci faranno dei prestiti a tassi minori? Non mi sembra una cosa possibile, io spero che lo sarà, ma lo vedremo poi a consuntivo, non si possono mettere delle speranze, speriamo realizzate già oggi, come contabilizzazione di risorse. No, già oggi no, però insomma, se la situazione dovesse stabilizzarsi da qua a gennaio, Ministro, lei ha un aplomb britannico che io invidio perché non l'ho mai avuto in vita mia, però ci dia una speranza, perché da qua a gennaio, febbraio... Ma da gennaio c'è un'altra questione, perché prima giustamente ha detto ma quando si può fare? Allora le ha detto ma l'IVA si può diminuire quando? È chiaro che qui se riusciamo a fare le cose bene i tassi spero continueranno a scendere. Ora, e la discesa dei tassi è importante per 2 ragioni. Uno è il simbolo di un cambiamento di opinione mondiale sull'Italia. Secondo, se scendono i tassi, anche le condizioni di credito, non tanto per i titoli di Stato che come ha visto riusciamo a finanziarsi lo stesso, ma per le imprese, che è una cosa fondamentale, cambierà in meglio. Poi, mentre le riduzioni dell'IRPEF, questi 6 miliardi, cominciano dal 1° gennaio, diciamo così, il pericolo di un aumento di IVA di un altro punto comincia da luglio e quindi qui ci sono altri momenti, anche un nuovo governo, se entrerà in carica in maggio, può fare dei ragionamenti, quindi questa c'è anche una asincronia temporale, secondo me importante da tenere in considerazione. No? Ma non vi converrebbe chiedere un eventuale aumento dell'IVA, cioè chiedere che l'eventuale aumento dell'IVA lo facesse il nuovo governo, o lei teme che invece lo faranno a fare voi proprio perché sta in scadenza? No, ma l'aumento dell'IVA ormai è già legge, no? Già da un anno, no? Quindi è lì, il problema è al 23? No, con questa proposta diventa al 22. Sì, no? Ma il punto in più di giugno? Il punto in più a luglio, al 1° di luglio, comincia il 1° di luglio, ma è già dentro la legge. Quindi il prossimo governo, o se le cose diventeranno saranno così migliorate nei prossimi mesi, non vogliamo sicuramente imporre al Paese cose che non sono necessarie, però penso che la prima cosa necessaria è continuare a ristabilizzare i mercati e le fiducie sull'Italia. Ho visto alcuni messaggi che sono arrivati su Facebook, buonanotte, su Twitter, adesso li giro, però
ancora due domande rapidissime. Il Presidente Bolla diceva, va bene, lasciamo stare per un attimo la parte fiscale di incentivi, tanto un po' come col rapporto con le banche, secondo me gli industriali hanno capito che da questo governo non gli arriverà un grosso aiuto, quindi fra un po' smetteranno anche di chiederlo. Però ci sono delle riforme a costo zero, su cui lei da economista ha letto molto più di me, perché è anni che ne scriviamo. E le cito due esempi. Noi qui abbiamo un problema di burocratizzazione che voi non avete ancora iniziato, perché la spending review secondo me dovrebbe essere anche la spending review per noi, cioè spendere meno quando apri un'azienda, quando gestisci la parte burocratica. E poi c'è un problema della intermediazione dello Stato nell'economia. Per Stato intendo dire non solo Roma, ma anche Venezia e Verona e anche la provincia. Il 50% del PIL italiano è in qualche modo intermediato dal pubblico. Ora io non so se nella Russia, nell'Unione Sovietica sicuramente era più alto, ma secondo me in Cina, visto che la citava prima Bolla, non è così alto. Allora è possibile ridurre il peso dello Stato con una legge che dica, per esempio, magari il sindaco Tosi, che io dalle mie spalle non è d'accordo, però è contento per il Verona, quindi gli posso anche fare questa battuta, ma insomma uscite dalle municipalizzate, lasciate che le imprese concorrono, garantendo come legge quadro, un po' come avviene per le concessioni autostradali, quello che è la tariffa, il price cap e quant'altro, e leviamo careghe politiche dalle municipalizzate, dalle società partecipate provinciali, dalle regioni, anche perché non mi sembra che in questi giorni l'esempio della gestione di queste società fosse proprio da Harvard Business School, Ministro, per cui insomma, no? No, Harvard no. Più Università dell'Etruria, ma Ministro, è una roba che è pazzesca. Comunque mi sembra che come governo su questo l'ho fatta argomento ridere comunque, ce l'ho fatta. siamo intervenuti molto. Sulle municipalizzate. Ora, qui ci sono due livelli. Uno, le aziende pubbliche, prima di parlare di municipalizzate. E noi sappiamo che ce ne sono ancora quasi 7.000, di cui 6.995, no, forse 90, sono a livello di territorio. Ora, qui ci sono due, sfide. Il primo è, abbiamo ricordato prima, la riduzione del debito pubblico attraverso la dismissione di asset pubblici. Siano esse aziende che immobili, si deve passare dal territorio. Noi faremo un seminario aperto a tutto il Parlamento e le altre parti interessate su come si riesce a realizzare questo obiettivo di dismissione. Il territorio ha più dell'80% degli asset pubblici, quindi l'obiettivo di ridurre il debito pubblico deve passare da una cooperazione e da delle regole che determinino come, in che misura il territorio vende questi asset. Poi parte di questi asset sono le municipalizzate, sappiamo che c'è stato recentemente un referendum che forse non aiuta proprio in questa flessibilizzazione della privatizzazione di qualcuna di queste municipalizzate. Abbiamo un problema di dimensioni di queste municipalizzate e poi ci sono quelle che non sono propriamente municipalizzate ma sono le cosiddette in-house, c'era una clip, no? Le in-house non sono fornitrici di servizi all'esterno, come l'azienda elettrica o quella dei trasporti, ma sono fornitrici di servizi alla pubblica amministrazione stessa. E siccome abbiamo detto che l'amministrazione pubblica è il 50% di PIL, di servizi la pubblica amministrazione ne compra e tanti. Ora, l'in-house è il tipico modo per dire voglio comprare dei servizi ma non mi rivolgo al privato, me lo tengo tutto in casa. Allora, questo oltre ai problemi forse di corruzione o altri che abbiamo accennato prima, no? Ci sono anche questioni di, uno, efficienza, due, di non far crescere un mercato. E quindi sicuramente io e il Ministero e questo Governo abbiamo un'impostazione molto liberista da questo punto di vista. Il mercato deve essere privato, non può essere un mercato pubblico. Ma secondo lei sarà più difficile far passare una legge, cioè farsi votare dai partiti che sostengono il governo, una legge che vada a ridurre il peso e la presa della politica su base locale, o è stato più difficile far passare il DDL sulla corruzione? Ma veramente non vi siete forse accorti, e penso che il sindaco Tosi lo sappia bene, noi nella spending review di luglio abbiamo già introdotto la norma che le in-house devono essere chiuse, cioè è passata una norma col Parlamento consenziente ovviamente, dove la concezione di in-house, che vuol dire se tu c'hai un'azienda 100% tua non devi fare le gare, non esiste più. Per cui
Tu hai l'in-house, benissimo, ma la gara la devi fare lo stesso, il che ci fa ritenere che o l'in-house è veramente la più efficiente azienda sul mercato italiano, anzi europeo, o l'in-house scomparirà. Quindi questa esiste già da luglio. DL corruzione è passato, secondo me vi ha aiutato molto anche la cronaca di questi giorni, ci sono un insieme di norme importanti, però sempre per citare le sole 24 ore, oggi noi facciamo il calcolo che ci sono 95 tra consiglieri o assessori regionali su 20 regioni italiane che sono indagati. Allora, ma lei quando entra in Parlamento, visto che è un tecnico, no? E li vede e sa quanti sono gli indagati anche in Parlamento, non le fa un po' impressione? Cioè non ritiene che alla fine, più che un DL corruzione... No, ma no... Cioè che la migliore legge sulla corruzione sarebbe non rubare? Perché questo poteva essere... c'era qualcuno che ci aveva pensato prima di voi, no? Non rubare... Ma penso che ci sia già quella legge lì, Sì, ho capito, ma è la legge degli uomini, è la legge di Dio. No, c'è anche nel nostro codice civile allora, penale. Voglio dire, siccome questo è un elemento ipereconomico, nel senso che noi sappiamo che sono 3 gli elementi che fanno fuggire i capitali stranieri dall'Italia, l'incertezza del diritto civile in primo luogo, oltre che amministrativo, la burocrazia e la corruzione. Allora dico, su questo lei è convinto che si otterrà qualcosa o è l'ennesima legge per mettere a tacere e calmare l'opinione pubblica che non ce la fa più? Innanzitutto quando io entro in Parlamento, visto che me l'ha detto, io sento un grande privilegio e rispetto, perché io entro in un'istituzione, poi ci sono degli uomini, delle donne, ma io entro nell'istituzione certo. Parlamento italiano e quello è qualcosa di cui noi dobbiamo avere il massimo rispetto. Perché in questo dibattito si confondono le istituzioni con le persone. No, io mi riferivo agli uomini. No, ma non dico a lei, però purtroppo è così. E quando si perde il rispetto delle istituzioni è un danno per tutti. Poi, io penso che questo governo sia stato molto serio, sia nei decreti leggi che abbiamo fatto, sia nelle proposte di legge che abbiamo fatto, sia dal punto di vista di ciò che può essere operativo subito, e il decreto legge che è stato introdotto ha una semplicità, diciamo, molto forte, che è: sappiamo le autonomie, sappiamo tutto, sappiamo oggi a Costituzione vigente quali sono le tutele di autonomia che organi sia politici che amministrativi hanno a livello locale, però ci sono delle regole di buona condotta e regole e leggi che si applicano allo Stato. Se voi le applicate, bene; se non le applicate, certi trasferimenti che vengono dallo Stato alle autonomie non verranno più. Quindi questo è già nel decreto legge. Secondo, c'è un problema di apparato costituzionale. Qui ovviamente molti possiamo avere diverse opinioni, però che per 1000 ragioni, come l'abbiamo costruito oggi e soprattutto come l'abbiamo inteso ed applicato oggi, c'è qualcosa che non funziona, penso che sia lampante a tutti. È un disegno di legge importante, perché quando si parla di cambiamento di Costituzione è una cosa pesante, però penso che nessuno si possa tirare indietro da affrontarlo questo argomento. Vengo alla parte che riguarda invece la dimissione del patrimonio. Un'unica nota: io ho massimo rispetto per le istituzioni, vorrei che ce l'avesse anche chi siede in quelle istituzioni, non siamo noi che le abbiamo rovinate con questi comportamenti. Allora, il patrimonio e le dismissioni del patrimonio. Ho visto prima l'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti, saluto, glielo può dire anche in diretta, insomma, andate a ridurre la quota in Enel, Eni, come ogni tanto ciclicamente torna sul mercato la voce, in Finmeccanica vediamo, oppure sarà una dismissione sostanzialmente di patrimonio immobiliare? Ora, sarà, io spero, sia mobiliare che immobiliare. Alcune nostre partecipazioni poi si può arguire: le avete veramente vendute, non vendute, il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, che secondo me forse vale la pena poi un giorno di discutere. L'abbiamo fatte, si può continuare a farlo, ne abbiamo alcune che non sono strategiche. Per quanto riguarda Eni, Enel e Finmeccanica, queste 3 partecipate al 30% direttamente o indirettamente, non ci sono in questo momento piani per farlo. Però bisogna anche un po' smitizzare, no? Quanto vale, no? Allora, se noi dovessimo vendere oggi la nostra partecipazione in Finmeccanica, porteremmo a casa 700 milioni. Con 700 milioni e poi essere zero in Finmeccanica non risolviamo nulla, no? E ovviamente Enel vale un po' di più, ma non stiamo risolvendo nulla. Noi dobbiamo avere un programma da centinaia di miliardi
pluriennale, è soltanto così. E per questo dico che il patrimonio oggi che può sostenere un programma pluriennale che porti centinaia di miliardi passa inevitabilmente con la cooperazione e collaborazione del territorio, perché lo Stato finisce la benzina in 2 anni. Sì, tra l'altro non li vendereste nemmeno a prezzi di borsa così interessanti, no. Bisognerebbe fare la differenza col dividendo che incassate. In questo seminario faremo vedere che uno guarda, perché avremo proprio le cifre, tra il mancato dividendo e l'entrata, e quindi il risparmio di interessi che si ha dalla riduzione del debito, ecco, forse non è così. Una cosa per inciso che riguarda anche il suo collega ministro Passera, ma visto che parlavamo di Eni e di Enel, ma soprattutto per l'Eni, io ogni governo che c'è in questo paese sento a un certo momento, quando il petrolio arriva sopra i $100, la benzina si avvicina a 2, stiamo per fare il decreto anticiclico, quello che sterilizzerà l'impatto dell'IVA e delle accise. Ma che cosa ci vuole per sterilizzare? Che vasettomia va fatta? Perché non si viene mai sterilizzata e continua a riprodursi. Allora, potremmo pensare, adesso la situazione è abbastanza calma, $92-93, ma potremmo pensare veramente a un decreto, perché quello è un moltiplicatore di inflazione e lo sai meglio di me. No, allora, io personalmente, e non solo personalmente, cercherò di spiegarlo, non sono favorevole a un decreto anticiclico. Uno può ragionare, e spero che se ci saranno gli spazi di bilancio nel futuro, su ridurre le accise sulla benzina, ma in maniera strutturale. Quello anticiclico sono contrario, ma in Europa, e anzi a livello G20, si è deciso di non farlo assolutamente. Perché? Perché si andrebbe contro l'evoluzione dei prezzi e alla fine chi ci guadagnerebbe sono i paesi produttori, perché se uno ogni volta che si alza il prezzo glielo riabbassi, mantieni i consumi variati, quello che hai è diminuito le entrate dello Stato italiano e aumentato le entrate degli Stati produttori, quindi quello anticiclico proprio è una cosa sbagliata, sembra bello ma è sbagliata. E quindi al massimo una riduzione Bisognerebbe, una volta che hai gli spazi, dire benissimo, prendiamo parte di questi spazi e riduciamo le accise, questo però in maniera strutturale. No, sono assolutamente d'accordo con lei. Ancora una domanda però e riguarda la Cassa Depositi e Prestiti, perché Gono Tempini, poverino, mi fa pena ogni tanto, perché quando c'è un problema in questo paese, i soldi c'è alla Cassa Depositi e Prestiti. Allora, intanto quanti soldi ha sta Cassa Depositi e Prestiti? Perché? Ma in secondo luogo, adesso anche per l'export, se ho ben capito, ci sarà un ruolo attivo della Cassa Depositi e Prestiti. Intanto se avete avvisato Gono Tempini, perché secondo me non ci sta più dietro, ma quale sarà il ruolo attivo? Allora, le risorse della Cassa Depositi e Prestiti sono quelle del risparmio postale, quindi quello che fa la Cassa Depositi e Prestiti deve essere molto oculato e attento, perché sono sempre risparmi degli italiani, non vengono risorse da Marte qua. Poi quello dell'export, va da sé che noi stiamo trasferendo alla Cassa Depositi e Prestiti dei pezzi di aziende prima del Tesoro, la SACE e la Simest, che lavorano proprio nell'internazionalizzazione e nell'assicurazione dell'export. Quindi in questo senso noi stiamo cercando di fare qualcosa che nel modello tedesco è già presente, la famosa KfW, questa corazzata che riesce a supportare nell'internazionalizzazione in molte dimensioni le aziende, nel loro caso tedesche, nel nostro italiano. Quindi in questo caso la Cassa Depositi e Prestiti potrà dare finanziamenti, supportare l'export, portare le imprese in giro per il mondo, cercare di svolgere non una operazione diretta, perché io condivido al 100% lo Stato deve fare le regole e non entrare direttamente nell'economia, ma a volte può svolgere dei compiti di sussidiarietà, per esempio nell'aiutare l'internazionalizzazione, nel momento di trasformazione tra aziende abituate, forse in maniera patologica, a dipendere troppo dal pubblico e a crearsi un mercato privato, le municipalizzate per esempio, può aiutare questa fase di transizione. Quindi io penso che la Cassa Depositi e Prestiti, se gestita sicuramente ottimamente da Gono Tempini, ma anche concepita in maniera rigorosa, possa veramente aiutare in questo modo sussidiariamente l'economia privata a svilupparsi in Italia. Ultima domanda che mi arriva da Twitter, l'articolo 62. Adesso io so che non è solo di pertinenza sua, però al di là del fatto che noi recepiamo una normativa europea sui pagamenti, e che è una normativa, lo voglio dire tranquillamente, di civiltà, non è una normativa contro le imprese, è una normativa di civiltà, con un piccolo comma, non si applica nei pagamenti della pubblica amministrazione. No, non si applica. Per l'articolo 62 per ora, i 30 giorni con deroga sui 60 non si applica.
Se lei mi dice che si applicano, guardi, sono più che contento, perché noi abbiamo visto che era esclusa. Però la cosa che a me lascia molto perplesso è il fatto che veramente non vi siano ancora i decreti attuativi, ma sempre per quel rapporto Stato-cittadino, imprenditore, contribuente verso amministrazione pubblica. Non sarebbe il caso di fermarsi, sospendere tutto e farla partire una volta che avete capito esattamente cosa succederà, quali deroghe saranno applicabili a 60 giorni e perché la pubblica amministrazione è esclusa? Io mi scuso innanzitutto se per ogni ritardo, ogni confusione, e quindi questa è una chiedere scusa a priori e a 360 gradi. Io posso parlare con più contezza di quello che cerchiamo di gestire. Io mi ricordo a fine maggio a Roma, all'assemblea degli industriali di quella città, del Lazio, un impegno. Sappiamo quanto pesa il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione e il ritardo dei pagamenti in generale nel sistema, quindi abbiamo detto vogliamo accelerare i pagamenti, creare dei ponti attraverso l'ABI e io qui posso dire che siamo riusciti, se uno guarda i tempi della pubblica amministrazione, in tempi ragionevolmente veloci, a completare quell'iter e creare questo processo di certificazione ormai completo per dare questo ponte. Poi c'è il problema ovviamente di non finirla col ponte ma cominciare a pagare veramente. Abbiamo messo questi quasi 7 miliardi quest'anno di pagamenti, non tutte le risorse sono state utilizzate, dobbiamo capire insieme perché delle risorse che erano state messe lì non sono state tutte utilizzate, ma soprattutto dobbiamo cercare di evitare che nel futuro si riproduca e allora qui c'è il recepimento della direttiva europea sui pagamenti, i 60-30 giorni. Noi abbiamo discusso nel Consiglio dei Ministri che ha deciso la legge di stabilità, la mettiamo qui il recepimento già subito o no? Abbiamo riflettuto, abbiamo detto se lo mettiamo qui la legge di stabilità arriva fino a fine dicembre, abbiamo una delega che scade a novembre, ci siamo dati un obiettivo più ambizioso, trasformiamola in legge questo recepimento prima di dicembre, cioè cerchiamo di farlo entro metà novembre, è questo che stiamo cercando di fare adesso ed ovviamente quella è una direttiva che riguarda tutti, pubblica amministrazione e cioè la pubblica amministrazione pagherà 30 giorni salvo in deroga a 60? Questo è quello che dobbiamo fare, che sarà ovviamente, si comincerà con 60, 30, dare questi tempi diciamo così. No, è quello che prevede la legge per i privati, per cui no, la legge. Il recepimento della direttiva si applicherà erga omnes, privati e pubblici. Questo è quello che succederà. Sono che sarà una bella sfida. di essermi sbagliato. Abbiamo sempre scritto il contrario, ma guardi, no. mi dica dove abita che vengo a trovare. Allora, una cosa, Ministro, però, sì, sul recepimento ci dica più o meno quando arriveranno questi decreti attuativi. Una settimana, che non ne possiamo più di avere imprenditori che chiamano noi al Sole 24 Ore convinti che sappiamo qualcosa, come vede. Siamo solo fonte di disinformazioni perché non c'è una cosa che ho detto su cui lei mi ha dato ragione. No, ma però questo è il recepimento della direttiva che ancora non c'è. Ok, ma i decreti attuativi quando arriveranno? Una settimana, 2 settimane? Ora mi confronterò, diciamo che non essendo mia responsabilità diretta non sono in grado di rispondere. Dopo di lei ci sarà il Presidente di Confindustria Squinzi. Lei quanto è rimasto deluso dal fatto che non si siano messi d'accordo Confindustria, ABI, Rete Imprese per l'Italia con i sindacati sulla produttività? Voi ci tenevate molto ad arrivare a Bruxelles con l'accordo in mano, perché così Monti avrebbe detto avete visto, ho messo d'accordo le parti sociali. Lei sul piatto ha messo 1.600 milioni, è rimasto deluso, ha capito che invece non si poteva con la fretta rischiare di fare un papocchio o un accordicchio come hanno detto i sindacati, cioè mi dica il suo stato d'animo. Prima è meglio che dopo ovviamente, però io non sono rimasto deluso e sono ancora molto ottimista e fiducioso, non sono un tipo impaziente, per cui bisogna fare le cose, bisogna fare bene e oltretutto l'accordo poi non finisce lì, perché poi ho trovato l'accordo, dobbiamo trovare il modo per, se si troverà ovviamente e sono sicuro che lo faranno, trovare il modo giusto di tradurlo dal punto di vista di decretazione in incentivo vero, perché a noi interessa superare degli esperimenti del passato dove in realtà non si è riusciti veramente a incentivare la produttività. Questa è la sfida di oggi, riuscire a incentivare la produttività e il miglioramento della competizione delle nostre imprese. Ministro, lei è un uomo molto appunto anglosassone, è un grande conoscitore della macchina dello Stato, dei conti pubblici, molto stimato all'estero, un po' la scuola
che ai tempi del 92 ci salvò, Ciampi e tutti i Ciampi Boys. Ma veramente, insomma, se ci fosse un Monti bis, lei non tornerebbe a fare ministro, no? Ho una giovane famiglia e vorrei dedicarmi a quella, sinceramente. Va bene, la famiglia prima. Grazie. Ministro Vittorio Grilli, se gli fate un applauso. Grazie.